prospettiva delle elezioni amministrative ad Agrigento, l'impegno dei cattolici in politica. Ascoltiamo in proposito il professor Enzo Di Natali. Intollerabile costo, acqua e rifiuti. Io penso che la formula cattolici in politica è sempre valida, perché è una formula che coniuga Vangelo e promozione umana, ed è una formula valida perché ci ricorda l'insegnamento di Paolo VI che ci ha detto: la politica è la più alta forma della carità. Allora ogni cattolico agrigentino deve porsi una domanda: io come cattolico, dinanzi ad una città strapiena di problematiche, cosa posso e devo fare? E su questo interrogativo c'è un bel gruppo di cattolici che ci stiamo riflettendo su alcuni temi. Alcuni sono temi della vita familiare, cioè la difesa e la promozione della vita umana, la promozione della famiglia fondata sul matrimonio, dire no all'eutanasia. Ci sono anche temi sociali molto delicati. Non è possibile che una città con 50.000 abitanti debba pagare milioni e milioni di euro per il conferimento rifiuti, quando ci sono altre soluzioni, quando il cittadino invece di spendere 500 euro l'anno può addirittura guadagnare questi 500 euro. Noi non possiamo come cattolici guardare al costo di quest'acqua così alta per le tasche dei cittadini, ma nemmeno possiamo guardare inerti dinanzi all'esproprio del denaro nostro depositato nelle banche. In Sicilia i siciliani hanno depositato 86 miliardi di euro. Di questi 86 miliardi soltanto 23 miliardi ritornano al territorio. 60 miliardi vanno via e si vede sotto gli occhi di tutti qual è la situazione. Oggi il cittadino agrigentino deve togliere 2 mensilità della propria pensione per pagare rifiuti e acqua. Questo è impossibile, è inaccettabile e come cristiani, come cattolici, non possiamo stare a guardare.